Buonasera a tutti. Con i nostri ospiti questa sera vorrei proseguire le riflessioni che abbiamo fatto con l'ultima live, quella relativa alla terza età, fatta il 17 giugno scorso. L'ampia cornice dei servizi alla persona comprende molti argomenti di cui vorremmo capirne di più. Dopo la terza età, che abbiamo affrontato con i sindacati dei pensionati CGL, CISL e UIL di Verona, oggi vogliamo concentrarci sui bambini e le bambine 0-3 anni. E spero che avremo quindi il tempo e il modo di proseguire poi in futuro anche nel riflettere su altri argomenti, sui problemi della scuola dell'infanzia 3-6 anni, sulla difficile situazione dei servizi ai disabili, parlo di fisici e psichici, sulle nuove povertà, sulle fasce più deboli. I temi e i problemi riguardanti i servizi alla persona mi sono sempre stati molto a cuore. Me ne sono sempre occupata, sin da quando ho lavorato come assessore, poi come sindaco ed ora come consigliere regionale. E continuerò ovviamente ad occuparmene anche in futuro se verrò rieletta, senza arrendermi mai, perché non voglio escludere nessuno da questi servizi. Oggi quindi i bambini e le bambine 0-3 anni sarà il nostro argomento. In Italia abbiamo il 24,7% dei bambini 0-3 anni che trova un posto in un asilo nido, pubblico o privato. Nel nord-est l'offerta di posti nidi tra pubblico e privato arriva al 32,5%. Meglio ovviamente che altrove in Italia, però sta di fatto che il 70% dei bambini non trova nidi disponibili, anche nel nostro Veneto. E il 30% che riesce a trovare un posto in un asilo nido, comunque la famiglia lo paga abbastanza con costi alti. Prima di analizzare nel dettaglio questa situazione, vogliamo capire perché è importante che tutti i bambini, tutti, nessuno escluso, possano frequentare i nidi. Vogliamo capire com'è la situazione oggi nella nostra provincia, in questo complicato microcosmo di servizi che va da asili nidi comunali ai FISME, nidi privati, micronidi, abbiamo i baby parking e molti altri. Vogliamo anche capire quanto devono pagare le famiglie per accedere a questi servizi, cifre sempre molto alte, abbastanza alte. E vogliamo che questo servizio diventi gratuito per tutti i bambini e per tutte le bambine, per tutte le famiglie, nessuna esclusa. E questo sarà il mio impegno. Se davvero, al di là degli slogan spesso vuoti, si vuole difendere la famiglia, se davvero vogliamo combattere la denatalità, allora dobbiamo superare quelle vecchie logiche, quelle vecchie battaglie di retroguardia, che sono sempre contro qualcosa. Noi dobbiamo, insomma, passare dalle parole ai fatti. Nel mio piccolo, nel mio lavoro in regione, questo è il mio impegno. Adesso, prima di iniziare la chiacchierata con i nostri ospiti, vorrei chiedere ad Elisa Cagliari, che da più di 20 anni lavora come educatrice nei nidi del Comune di Verona, quali secondo lei, secondo te, i motivi per quali tutti i bambini dovrebbero frequentare un nido? E abbiamo tante nonne, tanti nonni a disposizione, ma perché? Ma perché dobbiamo inserirli? Perché? Qual è il beneficio che un bambino ne può trarre? Grazie, Elisa, se puoi introdurre. La prima cosa è quella che per definizione lo sosteniamo tutti, che il nido è un servizio socio-educativo, quindi favorisce la crescita dei bambini in pratica dai 3 mesi ai 3 anni, che sono i bambini che vengono accolti in questo servizio, e offre delle opportunità e degli stimoli che consentono la costruzione dell'identità di ciascuno, la costruzione dell'autonomia e anche l'interazione soprattutto con gli altri bambini e con gli adulti, al di fuori del clima familiare. Il nido, così com'è oggi, è un ambiente caldo, è sereno e accogliente ed è pensato per favorire al massimo il primo distacco dei bambini dalla mamma, soprattutto dalla figura materna. E una delle finalità principali del nido è quella del sostegno quindi alle famiglie nella cura dei figli, quindi alla genitorialità in genere, ma è anche nelle scelte educative. E questo avviene attraverso l'affidamento continuo, diciamo, delle figure educative che sono molto qualificate, perché anche le leggi regionali di oggi chiedono che le educatrici siano comunque laureate e quindi sono qualificate, competenti, ma
d'altra parte sono anche molto affettuose ed empatiche con questi bambini, per cui c'è un ruolo ben preciso ma molto forte anche da un punto di vista relazionale. Molti genitori, diciamo che al giorno d'oggi, soprattutto le mamme dei bambini molto piccoli, faticano ancora a concepire di non occuparsi dei bambini piccoli in toto per tutto il tempo. Spesso li ritengono magari troppo piccoli per essere lasciati a persone estranee o addirittura troppo piccoli per essere inseriti in contesti così allargati. Invece, da mia esperienza, e credo che sia un po' anche l'idea di tutte le persone che in questo momento sono qui presenti, di tutte voi, sia quello che permettere ai bambini di fare queste esperienze in realtà è un modo di occuparsene per la mamma di tipo indiretto, perché aiuta comunque i bambini nel loro processo di sviluppo sia cognitivo che affettivo che psicomotorio e che di crescita autonoma, quindi un po' staccati dalla mamma. Senza contare poi che i genitori che comunque riescono ad avere degli spazi sereni per se stessi da dedicare sia ai doveri che ovviamente a dei piaceri, sono genitori che poi riescono in qualche modo a passare più tempo di qualità con i propri figli. E poi, insomma, un'altra cosa positiva secondo me è che, a meno che, insomma, penso che la maggior parte dei genitori in questo periodo di chiusura dei servizi l'abbiano sperimentato sulla propria pelle, il fatto di non essere super fantasiosi e creativi, delle volte è difficile riuscire a proporre in casa quelle attività che comunque vengono proposte ai bambini nei nidi, nei centri estivi e che sono proprio fondamentali per lo stimolo dello sviluppo e delle abilità, diciamo, dei bambini. Per esempio nel comune di Verona, diciamo, tutti gli asili nido hanno dei progetti e dei programmi ludico-didattici che sostengono proprio lo sviluppo sensoriale del bambino. Pensiamo infatti ad esempio che un bambino fino ai 3 anni in genere apprende principalmente attraverso i sensi, quindi attraverso il toccare, il mettere in bocca, il dire i suoni, il manipolare. E ogni esperienza che un bambino piccolo fa è un'esperienza di scoperta e al nido queste scoperte comunque si possono fare in libertà, lontano dai pericoli, in un ambiente che è comunque sicuro, protetto e studiato appositamente per offrire queste esperienze ai bambini in totale controllo e sicurezza. E così per esempio anche noi quotidianamente il fatto di mescolare, di impastare, di travasare diversi materiali, di colorare con i piedi per esempio, piuttosto che di occuparsi di piantare dei fiorellini in giardino, sono tutte attività, così anche come il correre, il saltare, il muoversi, sono tutte attività che possono essere fatte, come si diceva, in uno spazio protetto, controllato, dove non ci sono pericoli e sono opportunità comunque uniche che il nido può offrire, proprio perché ci sono spazi adeguati ai bambini. E anche gli spazi esterni di cui godono comunque tutti gli asili sono delle opportunità molto positive, diciamo, per i bambini, sia per il fatto che dentro ci sono delle strutture, diciamo, che stimolano proprio lo sviluppo motore dei bambini, quindi quei castelletti di legno o le casette piuttosto che altre cose, sia anche il fatto che permettono ai bambini di un contatto diretto con la natura in tutti i periodi dell'anno. Noi per esempio nel comune di Verona sfruttiamo molto l'uscita in giardino anche nel periodo invernale, con le belle giornate, con il sole si cerca di favorire appunto l'uscita da parte dei bambini. E poi un aspetto importantissimo della vita in asilo nido per un bambino è proprio l'interazione con gli altri, che possono essere sia i bambini, soprattutto i bambini, che gli adulti. Diciamo che grazie al contatto con le bambine e con i bambini presenti al nido, ogni bambino comincia a riconoscere se stesso, comincia a imparare a gestire le prime interazioni e soprattutto capisce come comportarsi socialmente. E una delle cose veramente fondamentali è anche quello che riguarda lo sviluppo del linguaggio. È uno dei fattori, diciamo, che più il nido stimola nei bambini di questa età, l'apprendimento del linguaggio e l'interazione verbale con gli altri, proprio perché è, tra virgolette, costretto a comunicare con gli altri in un ambiente che non è l'ambiente protetto di casa, dove comunque viene capito e
interpretato. E, ecco, quindi il nido, diciamo, è la prima realtà extrafamiliare che viene sperimentata dal bambino. È il luogo dove, l'ho detto prima, grazie anche alla presenza di queste educatrici affettuose e insomma che hanno comunque la predisposizione a stabilire dei legami veramente forti con i bambini, il bambino impara a vivere delle relazioni e impara a vivere proprio in relazione con gli altri. Ed è anche il primo posto, secondo me, che è una cosa molto importante, dove il bambino porta il proprio vissuto familiare e porta i propri modelli familiari e quindi diventa un po', possiamo anche dirlo, un ambasciatore della propria cultura. Tanto è più vero questo quando abbiamo bambini che vengono da culture che non sono italiane. Per cui l'inserire nel nido dei bambini di cultura straniera, diciamo così, è un fattore un po' fondamentale perché rende il nido uno spazio di condivisione e di incontro e, e diciamo che anche se all'inizio i bambini possono trovarsi, diciamo, un po' sospesi tra questi due modi di prendersi cura, perché c'è un modo di cura, diciamo, del nido o della tradizione italiana e il modo di cura del bambino straniero, alla fine ci si può trovare un incontro, si può dialogare con i genitori e trovare un punto di comunicazione e di interazione. Io lavoro in un nido dove il 70% dei bambini iscritti è di origine straniera, per cui questo è un tema molto forte nel nostro nido. E ci siamo rese conto poi negli anni, diciamo, che sono i bambini stessi che attraverso la loro curiosità, l'apertura mentale, l'assenza di preconcetti e pregiudizi ci permettono di rendere il nido un luogo dove vivono quotidianamente le differenze, dove l'intercultura, la multicultura o diciamo la presenza di più etnie diventa proprio una quotidianità, diventa un riconoscimento quotidiano delle differenze e diciamo che è proprio uno delle prime basi da cui si può procedere poi per l'inclusione poi futura che negli scalini delle scuole più avanti, diciamo, viene molto, diciamo, viene considerato molto importante e viene poi rilanciato in modo molto forte, insomma, in tanti aspetti della vita quotidiana. Però il nido penso sia uno dei punti forti da cui partire proprio per questa, diciamo, per questa ma verso il futuro, perché comunque il futuro dei bambini di oggi è proprio anche questo, nel senso Certo. capacità e possibilità di interagire e relazionarsi con i bambini stranieri. Quindi, allora, Elisa, è importantissima appunto la fase del 0-3 anni inseriti all'interno di un nido perché c'è una crescita corretta psicofisica e anche l'integrazione tra varie realtà, culture e generazioni, anche perché poi incontrano anche il mondo dei piccoli, i loro coetanei, ma anche degli adulti. Benissimo, adesso io vi presento le ospiti presenti: Alessia Rotta, deputata del Partito Democratico di Verona. Grazie Alessia per essere qua con noi. Anna Maria Sterchele, assessora ai servizi sociali del Comune di San Bonifacio. Grazie Anna Maria. E Laura Recupero, titolare dell'asilo nido Mosca Cieca di Verona e referente veneta del comitato Educhiamo. Grazie Laura. Allora io vorrei aprire la discussione, dopo quello che abbiamo sentito anche sull'importanza appunto dei nidi, con una domanda ad Alessia Rotta. E Alessia, tu che ti sei sempre occupata e molto spesso anche della situazione dei nidi, sia a livello nazionale che a livello provinciale, della nostra provincia, dal tuo punto di vista, come valuti la situazione dei servizi 0-3 anni nel nostro territorio e quali sono gli interventi che il governo sta facendo, anche come post-Covid, e quelli che ha intenzione di fare? Grazie Alessia. Io in realtà appunto mi sono occupata in particolare del tema della scuola, delle scuole di altre ordine e grado, sempre nel mio precedente mandato, ma in particolare degli asili nido e della scuola d'infanzia proprio in questa occasione, quella post-Covid, e l'ho fatto
specialmente stimolata da quello che da un lato mi dicevano e mi restituivano le tante famiglie con i bambini. Io voglio dire una prima cosa importante, credo, e anche di verità tra di noi, che le famiglie abbiano svolto un ruolo fondamentale, anche enorme, diventando loro stesse il welfare che non poteva esserci, che lo Stato non poteva garantire, essendo tutto chiuso, essendo ognuno bloccato nella propria casa. È stato un momento molto pesante per le famiglie, e quindi io credo che bene, oggi sentiamo parlare tutti i giorni di riapertura della scuola, cioè il tema della riapertura dei servizi all'infanzia in questo caso, e comunque ai ragazzi in generale, è un tema che ha preso finalmente piede. Bene, per me, vanno dette parole di verità tra di noi, è un po' tardi, perché ci si doveva pensare prima e perché soprattutto politicamente porlo in cima all'agenda è per me un principio di civiltà, e il diritto appunto delle famiglie ad avere dei servizi da parte dello Stato e dei bambini a tornare quanto più possibile, quando possibile naturalmente, Covid permettendo e post-Covid permettendo, in sicurezza, in scuole, come amiamo dire noi, e vale lo stesso per gli asili nido, in scuole aperte e sicure, in una realtà che sia il più normale possibile, naturalmente in condizioni di sicurezza. Quindi questo è il primo punto. Noi abbiamo, come tante deputate, sollecitate, devo dire, da un lato dalle famiglie, dicevo, ma dall'altro avete citato, e qui c'è la referente veneta del comitato Educhiamo, hanno manifestato davanti a Montecitorio in tantissime, e l'aspetto per me interessante è questo, che davanti c'erano non solo persone, donne interessate e impegnate nel loro lavoro, persone che durante il lockdown, stiamo parlando di tante esperienze di diversa natura, che lavorano per i comuni, private, cooperative, paritarie, quindi eterogenee, ma in particolare tante, soprattutto quelle che sono titolari o lavorano in asili privati, che durante il lockdown si sono sostituite davvero allo Stato, hanno fatto i collegamenti, hanno gestito i genitori, hanno fatto un servizio di consulenza totalmente gratuito. Questo a dire che quanto servizio e quanto credono e quanto sia fondamentale da parte delle istituzioni, in ogni ordine e grado, in Regione Anna Maria, chi sta in comune, ovviamente al Parlamento, rimanere in ascolto. Perché se una cosa ci ha dato il Covid e la gestione è la responsabilità di ognuno. Ognuno di noi chiuso nella propria casa ha avuto modo di essere coinvolto, di avere informazioni di prima mano, di essere costretto ad informarsi e di partecipare. Bene, questo senso di partecipazione secondo me è quello che non va perso, perché se una comunità si ricostruisce anche riannodando in maniera più stretta e solida quei fili che fanno parte del nostro vivere civico e civile nel nostro paese. Quindi io credo che il tema dell'ascolto non è solo perché noi lo dobbiamo a chi opera sul settore per sentire quali sono le loro esigenze, e adesso ci arrivo naturalmente, ma è per dire che se vogliamo, e l'abbiamo sentito tante volte, che andrà tutto bene, che l'Italia sarà migliore, non è che automaticamente sarà migliore anche se si supereranno degli ostacoli che c'erano nel passato e delle cose anche che non andavano bene, e quindi la prima cosa è dirsi quelle cose che non andavano bene. Bene, là io ho visto tante ragazze, donne appunto, che hanno avuto un ruolo sostitutivo, volontario, responsabile rispetto ai loro ragazzi, alle famiglie che ospitano, quando anche loro stesse erano in una situazione, e parlo al femminile non a caso, perché stiamo parlando di imprese al femminile per il 90% dei casi, quando loro stesse erano preoccupate per le loro famiglie e per la loro impresa. E quindi questo gesto, io credo, di responsabilità, di altruismo e civico, io credo che vada considerato e vada restituito anche in questa occasione dallo Stato. Ed è per questo che nelle linee guida che sono state emanate a livello nazionale, ripeto, un po' in ritardo rispetto a quello che attendevamo, perché c'è un tempo di organizzare, ma l'importante è che nella forma dei centri estivi si sia potuti riaprire. Sono curiosa molto di sentire anche qual è l'esperienza rispetto alla riapertura, e questo per me è una forma laboratoriale di quello che accadrà a settembre, perché quello che accade nei centri estivi noi dobbiamo ascoltarlo, soprattutto negli 03, perché fornisce informazioni preziose, anche se la stagione cambia, evidentemente qui si può stare all'aperto
autunno, inverno meno, ma insomma anche si può stare, come ci diceva prima la dottoressa Cagliari, no? Che quindi si possono trovare dei momenti per anche stare fuori, ma è importante che noi apprendiamo che cosa è successo in epoca post-Covid, quindi con tutte le misure di sicurezza, per poter programmare al meglio la ripartenza e per poter eventualmente correggere le linee guida. Perché quello che è importante anche ricordare è che le linee guida, un conto è quello che che ha detto il comitato tecnico scientifico. La politica deve fare un'opera di mediazione dove quelle regole non sono delle regole ferree, ma sono delle regole che devono essere calate primo nelle singole realtà, e in questo è molto importante quello che si sta facendo, e vale anche per la scuola, il coinvolgimento degli enti locali a tutti i livelli, quindi dei sindaci, e guardo l'assessore evidentemente, dei presidenti di regione, quindi chi sta sul territorio, perché conosce le diverse realtà e può adottare naturalmente misure diverse. Questo naturalmente richiede un altro particolare, che particolare non è, ed è il tema delle risorse. Questo è quello che stiamo chiedendo come Parlamento, di mettere sul sistema scolastico almeno 1 miliardo, perché sappiamo che alcune strutture vanno adeguate e che ci vogliono delle risorse in termini di operatori. Discorso diverso naturalmente per chi opera nel privato, quindi gli asili nido, tanti sono privati, hanno incontrato, e sappiamo bene quali sono le loro difficoltà, soprattutto in termini di sostenibilità, cioè a parità di bambini con aumento di difficoltà, quindi maggiore distanziamento, eccetera, eccetera, cose che sappiamo tutti e quindi che non ripetiamo, non si può, e noi siamo di questo avviso, chiedere, come fa il comitato scientifico, il rapporto tra 1 a 5, che attualmente sta nelle linee guida. 1 a 5 vuol dire per un insegnante, no? Per un educatore 5 bambini. Quando il rapporto di sostenibilità economica, questo farebbe schizzare, come hanno già detto i rappresentanti a livello nazionale del Comitato Educhiamo, questo renderebbe insostenibile dal punto di vista economico le imprese, oppure farebbe schizzare le rette a prezzi che, come si è già verificato in alcuni casi, non dappertutto sul territorio, sui centri estivi, renderebbe i costi inadeguati al servizio oppure impossibili da sopportare per le famiglie. Pertanto io credo che su questo, come sull'uso delle mascherine, che per i più piccoli è già non previsto evidentemente e fortunatamente, ma io credo che anche sulle altre scuole di altri ordini e grado, infanzia ed elementari, noi dobbiamo essere fermi nel dire che le mascherine a scuola i bambini non le possono e non le devono portare, perché questo io credo che sia molto difficile, che leda anche la loro stessa socialità, e non si può chiedere qualcosa che poi, diciamo, è difficile da realizzare. Ecco, io credo che il compito oggi di chi fa politica e di chi fa amministrazione, quindi guardo me, guardo Anna e l'altra Anna, quindi l'assessore e il consigliere regionale, sia questo importante ruolo di, mentre parliamo, vedete, io sono in tante chat di Educhiamo e anche con contatto con delle singole imprenditrici, le voglio chiamare così, educatrici, maestre d'asilo, che mi chiedono in tutti i momenti, a seconda della regione dove stanno, che cosa succede. È importante un ruolo non solo di ascolto, ma di confronto e di soddisfazione. Qui non stiamo parlando di interessi contrapposti, in questo caso gli interessi sono gli stessi e sono il benessere e la tutela da un lato dei bambini, primo, che forse appunto non dovremmo dimenticarci, perché ci riempiamo molto spesso la bocca del fatto che i bambini sono il nostro futuro, e poi noi, questo è il compito degli adulti, a garantirglielo e assicurarglielo, e naturalmente anche di chi se ne prende cura, perché questo è un pezzo importantissimo del nostro welfare. Un'ultima parola la voglio spendere, perché questa è un'occasione importante per uno strumento che sta per essere approvato in prima battuta alla Camera, lo abbiamo discusso in questi giorni, e che per me rappresenta il primo mattone di un welfare completamente diverso nel nostro paese, e soprattutto quando parliamo di bambini, che è l'assegno unico. È uno strumento rivoluzionario, perché significa che lo Stato si farà carico dal primo giorno fino all'età maggiore, e poi quando il ragazzo sia fino a 21 anni, quando il ragazzo sia ancora in carico alla famiglia, a seconda dello stato di famiglia, quindi dell'ISEE, ma vale per tutte le famiglie, ad ogni latitudine, famiglie monogenitoriali, tutte le famiglie, e io credo che questo rappresenti davvero, nel nostro paese, che ha bisogno di tanta semplificazione, ma anche di tanto riconoscimento
di quello che sono i diritti. I diritti delle famiglie non è che noi possiamo dire che la denatalità è un problema nel nostro paese, che le donne nel nostro paese fanno fatica a conciliare lavoro di cura e lavoro e poi vengono abbandonati. Questo strumento, cioè la semplificazione rispetto a quelli che sono gli aiuti attuali, i bonus, le decontribuzioni fiscali, eccetera, eccetera, vengono tutti 8 strumenti, vengono tutti riuniti in un unico strumento che è un assegno. Io credo che sia un principio di civiltà e soprattutto una modifica sostanziale al nostro welfare, che è un welfare molto antico e anziano. Penso che i servizi sono fermi per certi versi a quando ero piccola io e ne sono passati purtroppo tanti di anni. Grazie Alessia, grazie mille, anche perché effettivamente l'assegno unico è fondamentale. Noi abbiamo visto in tanti paesi europei come dalla denatalità si è passati in pochi anni alla natalità e anche elevata nel momento in cui noi diamo dei servizi gratuiti e soprattutto diamo anche degli assegni o quantomeno l'assegno unico. È fondamentale se vogliamo proprio cambiare rotta e dobbiamo cambiarla perché il Veneto è bandierina nera anche sulla natalità e noi sappiamo questo cosa comporta. Abbiamo capito da Alessia quanto è importante anche capire e soprattutto apprendere da chi sta vivendo l'esperienza proprio dell'apertura in questo momento dei centri estivi o quantomeno dei servizi 0-3 anni, e quindi passiamo subito la parola ad Anna Maria Sterchele, che è assessore a San Bonifacio e che ha all'interno del proprio comune appunto asili nido comunali, privati della FISM e comunque insomma credo che i bambini vanno tutelati come le famiglie indipendentemente dall'inserimento nell'uno o nell'altro nido. Grazie Anna Maria. Grazie e buonasera a tutti. Io vorrei un po' parlarvi della nostra esperienza e quindi del nostro territorio, quello di San Bonifacio. Allora, il nostro è un territorio comune che ha circa 20.000 abitanti e nel nostro territorio si trovano attualmente 4 scuole dell'infanzia paritarie, di cui 2 con un nido e altre 2 invece che hanno delle sezioni primavera, cioè delle sezioni dove possono accedere bambini dai 2 ai 3 anni. Inoltre abbiamo un nido comunale e poi ci sono altre 3 scuole dell'infanzia, però sono statali. Allora, in linea di massima, la ricettività delle nostre strutture, quindi per i bambini da 0 a 3 anni, è di circa 180 bambini. Allora, il lavoro che abbiamo fatto noi in questi mesi, quindi un po' dalla fine di maggio, è stato proprio quello di metterci attorno a un tavolo con tutte le scuole per invitarle, per sostenerle, per promuovere la riapertura, perché non nascondo che c'era molta paura, le linee guida non incoraggiavano l'apertura ovviamente, per cui il nostro è stato proprio un sostegno. Tanto è vero che non solo per le scuole, ma anche per i centri estivi, quindi per le associazioni sportive ed altri enti, insieme anche con l'assessore alla cultura, abbiamo creato uno sportello chiamato proprio Estate Sicura. A questo sportello possono accedere tutte le strutture che hanno aperto centri estivi e possono chiedere informazioni di qualsiasi natura. Quindi abbiamo la RSPP per quanto riguarda tutte le norme sulla sicurezza, abbiamo l'avvocato che dà informazioni di tipo legale, abbiamo una pediatra che fa anche dei sopralluoghi, quindi dà anche la possibilità di fare delle domande specifiche e poi anche degli educatori che possono dare altri tipi di supporto. Quindi questo è stato come dire, il primo aiuto che noi abbiamo voluto dare non solo alle famiglie, ma secondo me anche ai bambini. Ecco, perché io ho sempre detto che per quanto mi riguarda è il bambino in questo momento quello che forse ha sofferto di più durante questo lockdown. E quindi abbiamo istituito questo tavolo di lavoro, ci siamo messi, abbiamo cercato di coinvolgere le scuole. Siamo riusciti dal 22 giugno, intanto ha riaperto la sua attività il nostro nido comunale con 4 sezioni per un totale di circa 20 bambini. Dal 29 giugno ha riaperto anche una sezione primavera di una scuola di infanzia, Santa Lucia di Lobbia, e dal 1° luglio ha aperto anche l'altro nido, Santa Maria Teresa Boscardin della Fondazione Osi.
per un totale di circa 35 bambini. Resteranno aperti per tutto il mese di luglio, perché ad oggi purtroppo le richieste sono solo per il mese di luglio, ce ne sono poche per il mese di agosto. Allora, noi ci siamo anche domandate perché così poche richieste. Allora, le motivazioni ovviamente, lo capite anche voi, sono due principalmente. Una è dovuta alle indicazioni delle linee guida rispetto agli spazi e al rapporto educatore-bambino, perché si era passati da 1 a 10 a 1 a 5, per cui gli spazi anche della struttura non permettono numeri molto grandi. L'altra è ovviamente legata, come anticipava prima giustamente anche Alessia, legata all'aumento della retta, perché ovviamente cambiando il numero degli educatori e il rapporto c'è stato anche un aumento dei costi. Allora, cosa abbiamo fatto noi come amministrazione comunale? Ci siamo subito dati da fare, abbiamo cercato di recuperare quei fondi che ci sono anche arrivati e abbiamo deciso di dare un contributo alle scuole, che ha permesso, questo contributo ci ha permesso di abbassare la retta settimanale a bambino. Quindi abbiamo previsto un contributo di 50 euro a bambino e un contributo alla scuola per sostenere, quindi all'ente gestore, per sostenere le spese di gestione. Il contributo è utilizzabile, l'abbiamo visto in questa ottica, per le famiglie che non hanno accesso al bonus dei centri estivi, perché come sapete con il bonus dei centri estivi uno ha la possibilità di pagare tutta la retta. Abbiamo voluto venire incontro invece a tutte quelle persone che purtroppo questo bonus non possono riceverlo. Allora, il nostro obiettivo, oltre che sostenere, come dicevo prima, la famiglia rispetto a un bisogno oggettivo, quindi genitori lavoratori, è stato anche quello di dare la possibilità a questi bambini di ritornare in un ambiente a loro familiare per riprendere le relazioni tra pari, come ricordava giustamente prima l'educatrice. Una necessità secondo noi perché, come riportato appunto da alcuni studi, i bambini in questo periodo hanno reazioni proprio dal punto di vista dell'autonomia e della relazione. Per cui ci siamo sentiti proprio in dovere, se vogliamo morale, di dare una mano non solo alle famiglie ma anche ai bambini. Ecco, io ho come priorità i bambini. Passo la parola, vi ringrazio intanto e passo la parola. Grazie mille Anna Maria. Laura, tu sei titolare appunto di un nido privato, come dicevamo, nel comune di Verona e anche la referente per il Veneto dell'associazione Educhiamo. Allora, ci puoi parlare un attimo della situazione dei nidi privati e della tua associazione che fa capo qua nel Veneto e quali sono i suoi principi? Grazie Laura. Microfono Laura. Sì, a posto, mi sentite? Sì, scusate. Niente, allora io gestisco da 24 anni, oramai 24, sì, sono 24, l'asilo nido a Verona. Penso di essere stata prima o la seconda, non vado oltre. E adesso la situazione di riapertura che abbiamo avuto la possibilità di velocissimamente, perché è stato veramente tutto molto veloce, convertirci in centri estivi. Convertirci anche se, voglio dire, siamo asili nido con tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili, però abbiamo riaperto con questa formula e devo dire che i genitori hanno risposto immediatamente, quasi un po' sollevati da questa nostra disponibilità. Non è stato facile, anche perché appunto, come riportavate tutti quanti, i numeri sono molto stretti e c'è necessità di individuare degli spazi ben definiti dove il gruppo esclusivo di bambini non vada in contatto con altri gruppi. Quindi in realtà qui a Verona hanno riaperto non tutti. Io so che alcune strutture hanno preferito non riaprire perché i costi erano troppo elevati.
Per quanto mi riguarda, io non ho voluto alzare i costi, prima per una spinta di coraggio, di dire, dopo tanti mesi di chiusura, come imprenditrice, parlo come imprenditrice, come educatrice, come pedagogista, io avevo bisogno di riprendere in mano il nido e farlo ripartire, anche perché tutti i giorni mi chiamavano i genitori implorandomi la riapertura. Contemporaneamente le difficoltà ci sono, ma quello che fa più paura è che a tutt'oggi non ci sono linee guida per settembre. E quindi, e qui entro e parlo a nome di tutto il Comitato Educhiamo, di cui sono la referente per il Veneto, una delle preoccupazioni più grandi è che di solito noi tra giugno e luglio pianifichiamo sia le nuove iscrizioni, ma anche pianifichiamo con i genitori gli inserimenti da iniziare a settembre. Ora, non sapendo se riapriremo, non riapriremo, il numero, eccetera, devo dire che la preoccupazione grandissima che abbiamo è questa, cioè riapriamo? Cosa diciamo ai genitori che ci chiamano quotidianamente per chiedere cosa facciamo perché io devo riprendere a lavorare? La difficoltà di rispondere con informazioni certe c'è, non ve lo nascondo. E quindi, infatti, sentendo l'Alessia, io spererei tanto che ci fossero delle buone notizie, perché veramente a nome di tutto il Comitato Educhiamo, questa è una delle più grosse preoccupazioni. Come quella degli aiuti. Nel decreto c'era scritto 65, si parlava nell'articolo 233 di aiuti. Però questi non arrivano. Io non so se da un punto di vista governativo ha da darci qualche informazione in più, però insomma questo vedremo un attimino più avanti. I costi sono alti, con questa formula di 1 a 5 sono molto alti, perché poi non è l'esclusività dell'educatore, perché l'educatore si può spostare, sanificandosi, può spostarsi. È il gruppo che non può andare in contatto, quindi ci sono delle fasce orarie che bisogna rispettare, perché un educatore può lavorare da contratto 7 ore e un quarto al massimo e il servizio di solito, almeno per quanto riguarda me, ma tantissime altre realtà, arriviamo a circa 10 ore, perché le richieste dei genitori vanno fino alle 5 e mezza, 6 parecchi. E come facciamo? Cioè, il rischio è quello di dover non riuscire a coprire tutti questi costi, quindi il rischio è quello di chiudere. Qua vediamo un attimino insomma come sarà il futuro. Ecco, il Comitato Educhiamo si sta battendo veramente tanto e devo dire che da parte di Alessia, ma anche della Scani, abbiamo avuto delle risposte perché le abbiamo avute. Qualcosina di più, ecco, questa era una richiesta che noi facciamo perché guardate, l'impegno da parte nostra e anche delle nostre educatrici è massimo. È vero quando dicevate che durante il Covid noi passavamo il tempo davanti al computer a sostenere i genitori, perché guardate che i genitori si sono trovati a lavorare da casa, gestire bambini piccoli che gattonano velocemente e arrivano dappertutto, crisi notturne perché il bambino rinchiuso in casa. Questo vi racconto quello che i miei genitori o altri genitori ci hanno raccontato. Quindi per me sono gli eroi, oltre a tutto il comparto della sanità al quale va tutto il mio rispetto e ringraziamento. Ma dai racconti veramente i genitori sono stati messi a durissima prova e adesso hanno paura di dover fare una scelta, che la scelta è quella: lavoro o sto a casa? E qui chi ci va di mezzo è sempre la donna, perché la donna ha il massimo dell'impegno nella cura dei bambini e molte mamme sono molto preoccupate. Ecco, questo.
queste sono le cose fondamentali che mi viene da dire, però comunque ho il sorriso io in faccia, perché sono sicura che le cose andranno benissimo e sono sicura che il governo in questo momento ha a cuore l'infanzia, perché ha capito, forse all'inizio c'è stata una certa dimenticanza, questo lo dobbiamo dire, però secondo me adesso ci stiamo muovendo bene, ci stiamo muovendo, adesso speriamo che arrivino in fretta queste linee guida positive nel nostro, per noi insomma comunque. E poi devo dire che mi trovo d'accordissimo anche con l'educatrice, con Elisa, che ha esposto meravigliosamente cos'è un nido. Il nido è un ambiente sereno, sicuro, dove ci sono le prime relazioni, dove il bambino anche impara anche l'empatia, che è una parola importantissima, i bambini conoscere le emozioni, che emozioni hanno vissuto in questo lungo periodo a casa. Le paure, perché comunque le avvertono, io dico sempre ai miei genitori, i bambini hanno le antennine, captano le ansie, le paure dei genitori. I genitori, per quanto apparentemente sorridenti, i pensieri li avevano in questo periodo, quindi anche i bambini hanno in qualche modo subito questo lockdown, anzi l'hanno subito tanto. Comunque se devo dare un ritorno positivo della riapertura, i bambini dopo un piccolo reinserimento di 2-3 giorni, perché insomma io ho fatto sempre l'esempio, pensate a quando voi genitori tornate dal mare, ditemi come andate il primo giorno al lavoro, non siete tanto contenti, ecco la stessa cosa hanno fatto i bambini, ma abbiamo avuto dei genitori che, istruiti precedentemente sulla procedura, hanno risposto perfettamente, sono stati brevissimi. Non si sente. E Laura, hai il microfono chiuso? Allora, ho provato a chiuderlo e a riaprirlo. Ecco, esatto. Ok, e quindi a distanza di un mese è molto positivo, i bambini entrano dentro correndo, felici di entrare dentro e di trovare una parte degli amici, perché piccoli gruppetti. Vabbè, insomma, Grazie. siamo contenti, speriamo che veramente vada tutto bene. Grazie mille Laura. Voi aiutateci Sì. e noi Sì, cercheremo in tutti i modi di aiutare famiglie, bambini e spendo una sola parolina sui costi, se posso. Visto che sono privata, io ho sentito il vostro desiderio di rendere gratuita la cosa, bellissima questa cosa, però ecco, non dimenticate che è un servizio che costa tanto, il comunale si appoggia tanto al privato perché sapete perfettamente i costi di un asilo nido. Ecco, l'impegno massimo per noi è sempre quello di mantenere fisse le rette di anno in anno. È sempre più faticoso, però insomma sì, abbiamo dei costi diversi, perché comunque ci sono dei costi fissi ingenti, per di più noi privati non abbiamo particolarmente tanti aiuti, a parte vabbè, quei fondi che arrivano dall'accreditamento, che comunque sono sempre ottime cifre. Però in questo periodo è stata veramente molto, molto dura, durissima. Abbiamo sempre il sorriso comunque. E difatti, Laura, la nostra battaglia, io parlo della regione, è stata quella di cercare di dare le maggior somme possibili, quando in realtà, insomma, la variazione di bilancio che hanno fatto a favore del 0,6 anni, non 0,3 ma 0,6 anni, è di 4 milioni e mezzo di euro, e se capiamo che per la regione Veneta per abbassare un po' le rette sono 32 milioni di euro l'anno, 4 milioni e mezzo sono veramente pochi, ecco, per la ripartenza, questo l'abbiamo capito, soprattutto magari se le paragoniamo magari agli interventi di tante altre regioni, ma al di là di questo ognuno deve fare il proprio ruolo, il proprio impegno, e sicuramente dobbiamo investire ancora di più. E, sulla base anche, Elisa, di quello che abbiamo sentito, no?
dell'esperienza anche di Laura, eccetera, e i costi appunto, quanti sono di una famiglia. Allora, Verona ha un'esperienza consolidata per quanto riguarda il servizio dell'infanzia. Abbiamo tantissimi nidi, abbiamo 24 nidi comunali, mi risulta, 11 nidi in convenzione, poi abbiamo 5 tempi famiglia, abbiamo un centro di consulenza educativa e documentazione 06, quindi abbiamo dei servizi. Allora, a te vorrei chiedere questo, Elisa. Quante liste d'attesa ci sono? Per carità, magari è un periodo un po' particolare come riapertura, eccetera. Come si penserà di programmarsi appunto per l'apertura in vista e in attesa di queste nuove linee guida? E soprattutto quanto sono i costi delle famiglie, che tu sappia, all'interno proprio di questi servizi? Allora, come dicevo, Media. i nidi sono 24 nel comune di Verona e il numero dei posti è circa 1364, 1364 posti sono quelli garantiti, diciamo, dai servizi comunali. E diciamo che trovano posto circa il 25% dei bambini che ne hanno diritto, diciamo, nella fascia 0-3 anni. E per cui, diciamo, i posti ci sono, non sono tantissimi, però rispetto a quella che potrebbe essere l'utenza potenziale. La richiesta ovviamente è molto più alta rispetto ai posti disponibili e ogni anno in ogni nido ci sono delle liste d'attesa più o meno lunghe, anche a seconda poi della fascia d'età, perché fasce d'età per i piccoli magari sono meno lunghe delle fasce d'età per i bambini invece considerati medio-grandi, quindi della fascia d'età medio-grandi, proprio perché magari, come si diceva prima, i genitori, più i bambini sono piccoli, magari più aspettano ad inserirli, poi nel momento invece superiore ai 12 mesi c'è proprio il boom, diciamo, delle iscrizioni, per cui lì in quella fascia d'età le liste d'attesa sono molto lunghe. In genere si procede in questo modo da noi: se nell'arco dell'anno si liberano dei posti, i posti vengono poi coperti da chi è rimasto fuori dalla graduatoria, diciamo. Ogni anno vengono fatte le iscrizioni durante il mese di febbraio-marzo, a seconda, e nei mesi successivi vengono stilate delle graduatorie e poi da settembre iniziano gli ambientamenti a piccolo gruppo o a coppie, a seconda poi. Ogni nido, per quanto ci siano delle linee guida del servizio asili nido emanate poi dal coordinamento pedagogico, in realtà poi ogni nido gestisce, diciamo, gli ambientamenti, il periodo degli ambientamenti un po' a seconda delle scelte dei singoli collegi. Quello che poi è importante forse sottolineare in questa situazione per quanto riguarda le rette nel comune di Verona vengono stabilite in base alle fasce ISEE, al reddito ISEE, e vanno da un minimo di 76 euro a un massimo di 478 euro. E sì, lì poi dipende poi dal reddito familiare, ecco, le rette vengono pagate mensilmente e poi ci sono le detrazioni in caso di secondo o terzo figlio o in caso di assenze per malattie, assenze prolungate, ecco. Queste sono costi comunque importanti per una famiglia, anche nel caso in cui si trovassero magari con più bambini, perché succede di avere 2 bambini nell'arco temporale del nido, non è una spesa indifferente purtroppo per le famiglie. Grazie Elisa. Anna Maria, ma visto appunto anche sentendo l'esperienza tua, ma soprattutto magari in coordinamento anche con gli altri paesi della zona, cioè, quali sono le richieste che voi vi sentite di fare alla Regione e al Governo per portare avanti questi servizi fondamentali? Beh, ecco, come anticipavi tu e anticipava Alessia, è la necessità da parte ovviamente delle famiglie, le richieste che ci fanno le famiglie di abbassare le rette, cioè l'idea di avere un asilo nido gratuito completamente sarebbe proprio il massimo per rispondere alle esigenze, perché è ovvio che 2 genitori che lavorano ovviamente aumenta anche il reddito e quindi aumenta anche la retta. Spesso famiglie che hanno anche 2 o 3 figli, però uno al nido, uno alla materna magari e un altro che comincia la scuola elementare, insomma diventa molto difficile sostenere questo tipo
spese. Per cui anche sentendo un po' gli altri amministratori del nostro territorio, l'esigenza e la necessità è proprio quella di riuscire attraverso proposte che io mi auguro che Alessia porti avanti, insomma, con l'entusiasmo di sempre, di riuscire a portare a casa veramente un'opportunità di crescita per i bambini, perché dobbiamo tener conto che per loro, per tutti, soprattutto anche per quelli che hanno meno disponibilità economica, quello di andare al nido. Anche perché una delle osservazioni che io faccio sempre, allora, se ci sono due genitori che lavorano, hanno la precedenza per entrare, però dobbiamo pensare che l'opportunità di andare al nido potrebbe essere anche per un bambino con la mamma non lavoratrice, giusto? Ecco, ma questo non è mai possibile perché nella graduatoria va sempre in fondo, perché si dà la precedenza a chi ha entrambi i genitori che lavorano. Ecco, quindi effettivamente la gratuità e la possibilità a tutti di andare al nido, secondo me, sarebbe proprio un'ottima opportunità per i bambini che sono il nostro futuro. Grazie Anna Maria. Ecco, Laura, ne abbiamo già parlato prima, però effettivamente allora tu sei a capo, comunque gestisci quello che è un asilo nido privato e poi sei referente di un'associazione. E a volte sento parlare appunto del fatto che i nidi privati, i servizi privati si sentono marginali rispetto o messi da parte rispetto a quelli che sono magari servizi statali o comunali, questo da parte della regione, del governo, eccetera, magari anche sotto un aspetto di importanza ma anche di finanziamento. Allora, partendo dal presupposto, l'abbiamo detto chiaramente che la cosa fondamentale è che il bambino vada al nido e il privato ha fatto tanto in questi anni, soprattutto integrando le carenze spesso del pubblico, l'abbiamo detto, no? Mancano, per cui avete dato un grande servizio. Cos'è che manca ancora per sentirvi completamente, insomma, a servizio proprio della comunità e della crescita di un bambino, che sappiamo tutti, vero? Io lo dico sempre a tutti, per crescere un bambino serve un paese e quindi fate parte integrante di questo paese e di questa comunità. Ma forse, mi sentite adesso? Sì, forse il riconoscimento, anche perché noi superiamo, come dire, noi facciamo, essendo accreditate, abbiamo Scusami Laura, non si sente. Non si sente. Okay. Mi sentite adesso? Sì, sì. Sì. Ok. Boh, devo spegnere e riaccendere, vabbè, insomma. In realtà il lavoro che viene fatto da noi privati è un lavoro sulla richiesta che riceviamo, ma non è che abbiamo bisogno di qualcosa in particolare per essere riconosciute, perché credo che la regione o comunque il governo riconosca. L'unica cosa forse che ci vedono come attività private, cioè non come servizi educativi. Questa è un po' la mia sensazione. Quindi vedendoci come attività private, passate il termine, arrangiatevi. Ecco, questa è un po' la sensazione che abbiamo. Noi lavoriamo nei nidi con una grande passione e io dico sempre che bisogna avere il dono per lavorare al nido. È un dono, non lo possono fare tutti perché è veramente, bisogna fare tanto, ma si riceve altrettanto tanto dai bambini. Quindi tornando a quello che dicevamo prima, essere riconosciuti proprio come centri servizi educativi a tutti gli effetti, ecco, non aziende private, perché è un po' penalizzante questa cosa. Ecco, questo io lo dico sempre. Voi pensate di aprire un asilo nido per diventare ricchi, cancellate completamente quest'idea, proprio eliminatela. E se no, io che ci lavoro a 24 anni non mi alzo alle 6:15 della mattina e torno a casa quando va bene alle 7:30 di sera. Io lavoro sul mio, è una cosa mia, è vero, però ci metto tutta la passione e vi garantisco
tutte le donne che sono titolari di asili nido ci mettono tutta la loro passione, e il dolore in questi mesi nel vedere che nessuno parla di noi, che eravamo privati come se fossimo ricchi, e invece non è così, non lo è. Quindi ecco, solo il riconoscimento di essere servizi educativi A tutti gli come effetti. a Certo. tutti gli effetti. Grazie Laura. Grazie Ecco, a voi, grazie per l'impegno. Grazie. Abbiamo sentito, Alessia, che effettivamente insomma il lavoro che ci unisce e che unisce tutti gli operatori del settore è la grande passione che si ha proprio a favore di questi servizi, e abbiamo capito anche l'importanza di questi, e poi tra l'altro vedevo anche nelle domande che magari alcuni dicevano che forse bisognerebbe anche dare dei servizi all'interno delle aziende, no? E ampliare anche l'offerta proprio nelle aziende. E abbiamo bisogno di posti perché effettivamente insomma non abbiamo posti sufficienti, sappiamo la regione che spesso interviene, ma non quanto sarebbe necessario, o quantomeno si potrebbe fare molto di più, ma il governo, dico, cosa, lei ci ha detto prima, però ecco, su questo, che interventi al di là di questo momento preciso del post-Covid e quindi del centro estivo, per il futuro, oltre all'assegno unico, che è una cosa fondamentale e importante che ci darà veramente una rinascita per le nascite. Prima parto da un aneddoto perché mi hanno ispirato le parole di Laura. Una delle appunto delle educatrici, anzi titolari di nido, che abbiamo incontrato davanti a Palazzo Chigi del comitato Educhiamo, ha detto che un bambino durante il lockdown piangeva talmente e ha avuto bisogno di mettersi in connessione con la cuoca del suo asilo nido, perché gli mancava talmente tanto questa figura di riferimento, perché appunto poi i bambini trovano, come tutti noi esseri umani, le proprie figure, e quindi per lui era una mancanza così straziante. Ecco, questo per dire come si va al di là se noi ci pensiamo come persone, come comunità di persone, e non come esseri distanti e ognuno nel proprio ruolo istituzionale, tu fai il privato, io faccio il pubblico, rappresentanti, credo che questa potrebbe essere una chiave per il nostro futuro, per rendere servizi migliori. Allora, quello che bisogna fare nel futuro sembra generico, ma non lo è, e lo voglio dire molto chiaramente. Noi abbiamo un sistema appunto di welfare antico, come dicevo prima, e soprattutto delle convinzioni che non sono più attuali con il tempo. Diceva Anna Maria, la nostra assessora, per esempio nel tema delle graduatorie, o meglio delle graduatorie, i genitori che entrambi lavorano hanno la preferenza nella graduatoria. Ma questo lo abbiamo vissuto anche noi a Roma nelle ultime occasioni con l'assegno, con i bonus, no? I bonus, i voucher babysitter. Se poteva o non poteva averne diritto una madre disoccupata. Ebbene, su questo ci siamo anche battute come Partito Democratico, come donne in particolare del Partito Democratico, perché non è accettabile. Una madre che è disoccupata evidentemente cercherà lavoro e quindi non può essere penalizzata nei servizi. Quello che c'è da fare è da cambiare la testa con tanti pregiudizi, o meglio tante non considerazioni di un tema capitale com'è quello di cui stiamo dicendo oggi, cioè l'educazione e la presa in carico, la cura, voglio dire, dei minori, di cui qui abbiamo sentito tante testimonianze appassionate, intense, di grande esperienza, che ringrazio perché ci danno davvero un motivo anche per impegnarci anche noi di più. Allora, voglio dire, quello che ha fatto Anna Scani, l'ha fatto forse in silenzio, non, come anche il suo costume fare, ma non è sottile, non è banale rispetto alle ultime parole di Laura. Bene, nelle risorse, tante poche che arriveranno comunque, sul sistema integrato, dove sistema integrato, come sa chi è del settore, si intende appunto lo 0,6, quindi anche lo 0,3, sono stati messi, dati agli enti locali, 245 milioni aggiuntivi, e poi per le scuole non comunali, quindi non le scuole statali, sono stati dati 150, più altri aggiuntivi saranno 145 con l'ultimo decreto. Ma la cosa importante, che forse è passata sotto silenzio, ma non tanto, è che
per la prima volta, forse in maniera così chiara, lo Stato le ha destinate anche esplicitamente ai privati. Bene, questo non è banale, perché c'è una parte del paese, una parte politica, io qui non voglio fare propaganda perché non è questa la sede, che riteneva che i privati, proprio come diceva Laura, in quanto privati non dovessero averle. Qualcuno pensa che l'infanzia, a seconda di chi la gestisca, se la gestisca la scuola paritaria, la scuola dei ricchi, che così non è, e ben lo sappiamo noi nel nostro Veneto come in altre realtà territoriali, l'Emilia Romagna, la Lombardia, che senza gli asili, che non sto parlando di asili nido, di asili, le nostre madri non sarebbero mai andate a lavorare, perché sono stati un servizio fondamentale e sostitutivo laddove lo Stato non era arrivato, e lo Stato non è in grado di garantire lo stesso servizio neppure oggi in molte realtà, perché esistono solo queste realtà. Ma sui privati, il fatto che queste risorse in maniera pervicace e contro forse la volontà di qualche anche alleato di governo, lo voglio dire così, sono state date, assegnate anche ai privati, sulle quali non c'era unanimità, ma è passato questo concetto, per noi è fondamentale. È fondamentale non tanto perché, cioè, naturalmente le risorse possono essere di più, eccetera, eccetera, ma è superare un pregiudizio, un ostacolo fondamentale e aprirsi a quella che è la verità dei nostri servizi educativi, perché in tante parti del paese va detto che gli asili nido non ci sono, che rappresenterebbero uno sbocco sia occupazionale, nel senso di persone che potrebbero diventare imprenditrici, educatrici in quei settori, ma anche libererebbero delle persone, cioè delle madri e dei padri anche, perché diciamo che è sempre questa cosa, a poter lavorare sapendo di avere un servizio. Da sempre, in particolare nel meridione del paese, questo è un tema. Non ci sono questi servizi, quindi le donne non vanno a lavorare. E c'è sempre un cane che si morde la coda, dove non si sa da cosa nasce prima l'uovo o la gallina, no? Se non posso andare a lavorare perché non c'è il servizio non si crea perché non ci sono posti di lavoro al femminile. Sapendo che non è una questione solo femminile, ma lo dico qui perché abbiamo poco tempo e per ridurla. Ma per me questa è un'occasione, come sul tema della semplificazione, che non è una parola vaga, no? Quando parliamo di assegno unico, quando diciamo che noi stiamo lavorando e abbiamo depositato questa settimana una proposta di legge che mette insieme in un unico ammortizzatore sociale quella che oggi è la FIS, la CIGD, la CIGO, la cassa integrazione in deroga, eccetera, eccetera. C'è bisogno di chiamarli con un solo nome, no? Allora, anche in questo caso, secondo me, questa è l'occasione per fare una mappatura reale di quelli che sono i servizi, riconoscere le esigenze, i diritti, ma anche ascoltare le istanze, perché per fortuna c'è il Comitato Educhiamo, perché altrimenti questa è una realtà che non ha rappresentanza, perché non ci sono sindacati, perché sono dei lavoratori privati, molto spesso degli imprenditori. Allora qui c'è un bisogno di un tema che non è che era sconosciuto, non è sconosciuta la loro esistenza, perché le madri, i genitori, le famiglie sanno bene che loro esistono, ma le istituzioni alle volte fanno finta che non ci siano perché viaggiano da soli, no? Perché si arrangiano, no? Invece le istituzioni hanno il dovere di capire e di confrontarsi con quella che è la realtà oggi, quante sono queste realtà, quali sono le loro esigenze, che servizi offrono e riconoscere che loro sono appunto parte di un sistema che non a caso si chiama integrato e che fa parte a tutto diritto della nostra realtà e anzi costituisce un mattone fondamentale laddove lo Stato non è arrivato nella quasi completezza o nella parzialità a coprirlo e quindi di questo dobbiamo, cioè viene ancora prima dal mio punto di vista delle risorse che certo sono necessarie linee guida. Io ho trasmesso anche stamattina, ho sentito Anna Ascani proprio in previsione di questo incontro e le ho ribadito di essere molto chiara sulle linee guida che lei dice ci sono già e sono già comprese, cioè si danno per comprese con quelle dei centri estivi. Però è molto chiaro che noi dobbiamo scrivere nero su bianco che il principio 1 a 10 deve essere ristabilito e non può essere quello dell'1 a 5, così come devono essere chiare quelle che sono le risorse a disposizione quando le avrete, a proposito dei tempi che mi chiedeva Laura. Sono stata anche troppo lunga, scusate. No, grazie invece Alessia, e veramente, allora, noi abbiamo detto solo il 30% dei bambini trova posto nel nostro nord-est, nel Veneto, all'interno di un asilo nido. Abbiamo visto l'importanza attraverso le nostre esperienze, quello che abbiamo detto stasera.
E io ringrazio ovviamente Alessia che si fa portatrice anche delle nostre esigenze, delle richieste di tutti, e soprattutto per quello che hai detto Alessia, per l'assegno unico, ma soprattutto per i finanziamenti che verranno erogati, e questo è fondamentale. Vuol dire che lo Stato c'è e il governo c'è. E ci deve stare anche la regione. Da parte mia ovviamente porterò avanti il mio impegno. Abbiamo fatto una legge regionale approvata poco tempo fa a favore della famiglia, dove i servizi di asilo nido e scuola materna devono essere alla portata ovviamente dei genitori e delle famiglie, questo a beneficio anche della natalità, ma anche della possibilità dei genitori stessi di poter da una parte lavorare e dei figli di poter essere inseriti e crescere in un ambiente psicofisico corretto, sano, educativo, oltre ovviamente, come abbiamo capito, anche a ricevere quella cultura di generazione, di integrazione che secondo noi è fondamentale far capire dai primi anni, dai primi giorni, dai primi mesi di vita. E quello che io voglio portare avanti è il fatto che l'asilo nido, il servizio anche di scuola materna deve essere completamente gratuito, e questa sarà la mia battaglia in regione, perché credo che sia fondamentale cambiare veramente marcia in questo senso. Dobbiamo dare supporto, garanzia alle famiglie che noi ci siamo, perché per crescere un bambino ci dobbiamo stare tutti insieme e quindi dobbiamo lavorare tutti per lui. Io ringrazio veramente Alessia Rotta, deputata PD, Anna Maria Sterca, assessore ai sociali di San Bonifacio, Elisa Cagliari, educatrice del Comune di Verona, e Laura Recupero, referente appunto dell'associazione Educhiamo. Grazie mille di cuore per essere stata qua con noi. Grazie.